Scatman's World. Siamo ad Assen ragazzi e pole position Cumendiana ragazzi, il Cume cambiando scuderia si è gasato fino dopo la vittoria a Catalogna, vuole la doppietta in quel di Assen che è una delle mie gare fioi. Ok, con questa gara finisco il motore, vai. C'è anche il sole ragazzi, Assen, sole olandese fioi, pretendo la vittoria ho fatto una qualifica devastante. Dai Cume, portiamo a casa la seconda vittoria consecutiva. Così la scuderia di Nicolino si mangia le mani. Ragazzi, dove sono le mie gare favorite, però lo sapete, il Cume non è dal massimo. Purtroppo, lo sapete, io ho i miei punti deboli e da là non mi schiedo. Dai Cume, leggenda olandese. Devo scappare via ragazzi, ricordo sempre fisica semi-pro, difficoltà difficile. L'obiettivo è arrivare almeno quarti in questo mondiale, quindi superare almeno uno dei quattro extraterrestri, quindi tra Camomillo, Valentino Rossi, Camomillo, il magnifico Rossi e Marchetto Marquez. Scusate ragazzi, panico come idea. Assen proprio la mia pista comunque, mi gasa troppo Assen, dopo fatalità è proprio la gara del MotoGP la più importante che si guida solo di sabato. Assen è Assen, ragazzi. Il fascino di Assen non ce l'ha nessun'altra gara. Mi sembra sia anche l'ultima volta che ha vinto Vale ad Assen, probabilmente nel trano, mi sembra l'ultima sua vittoria. Qui chiaramente lo sapevamo la moto, però la Formula 1 per me è un'altra cosa, amo molto di più la F1, ma è anche chiaro che la Formula 1 in questo momento è una cosa inguardabile. Ma non tanto perché vince sempre la Mercedes e con qualche speranza di Red Bull, ma perché sono dei regolamenti che non hanno senso, cioè non esiste. La Formula 1 è quella degli anni 80 e 90 appunto, cioè. Come sta ragazzi, veramente letteralmente volando, anche se il giro record incredibilmente non è neanche il mio, però sto pennellando curve ragazzi, sto pennellando il Cume gode. Fammi godere. Super fantaculare. Dai fiori, dai. Il Comodone sta asfaltando chiunque in questa gara d'Assen, non la posso perdere. Sarebbe la seconda vittoria consecutiva, mi sarei lanciatissimo in campionato per, non dico vincerlo, ma per arrivare almeno quarto, che è il mio obiettivo, superare uno dei 4 extraterrestri di Honda e Yamaha. Come ce la può fare? Ce la può fare il Come, crediamoci, crediamoci. Mi sto massacrando fiori. Qua anche difficoltà reale probabilmente sarei forse, come di questa moto no, però sarei comunque a giocarmela. Solo che chiaramente è molto difficile perché fai bastone errore, lo sapete, c'è poi comunque tante gare dove faccio fatica, però su quelle che sono tra virgolette un po' più bravo, ecco appunto, stai zitto Come. Stiamo zitti fino alla fine, va che è meglio. Dai ragazzi, è tutto nelle mie mani chiaramente. Che tensione ragazzi, tira fuori il gambino.
essere il secondo successo consecutivo. Ripeto, la concentrazione è massimale, ragazzi. Non ho mai visto gli avversari della prima curva. Come vuole Electric, giro veloce, vittoria e poi. Dai, come portaci a casa Electric come andiamo. Portacelo a casa, Beck. Mamma, ha rischiato, sì, tutto. Ragazzi, Electric come andiamo, secondo le 3 di fila. C'è cazzo! C'è cazzo! Vittoria pesante, cazzo, pesantissima. Bravo Kuma. The Incredible Kuma. Il parco chiuso comincia a popolarsi di pacchi. Quinto posto a 108 punti, ragazzi, siamo vicini anche a Rossi in realtà. Fino a Rossi siamo vicini, Lorenzo in fuga però, Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.